Il Silvio Berlusconi che io ricordo è stato quello che ha fatto da presidente del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017. Con lui il Milan ha vissuto i cicli più belli della sua storia, il ciclo degli immortali di Arrigo Sacchi, il ciclo degli invincibili di Fabio Capello e il ciclo dei meravigliosi di Carletto Ancelotti. Il ciclo degli immortali di Arrigo Sacchi è stato il più vincente di ogni tempo, dall'87 al 91, con Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Berlusconi come uomo non mi è mai piaciuto. Come politico purtroppo ce lo siamo trovato e l'abbiamo subito. Quello che mi dispiace è che se ne sia andato, d'altra parte quando muore qualcuno è sempre una vita che se ne va, non più di tanto. Il presidente Silvio Berlusconi purtroppo da stamattina non è più con noi. Che ricordo ha di questa figura che ha segnato il mondo dell'economia e della politica italiana? Ma effettivamente da quando ero piccolo Silvio Berlusconi per me è stato sempre un punto di riferimento, perché mi ricordo da piccolo ha aiutato i miei nonni aumentando le pensioni minime, e poi ho sentito sempre tante cose molto interessanti su Berlusconi, anche dal punto di vista proprio imprenditoriale, perché sentendo la sua storia, un semplice ragazzo è partito dal poco ed è arrivato degli obiettivi molto importanti nel settore immobiliare, creando il Milano 1, il Milano 2. Sinceramente è stato un punto di riferimento secondo me per tutta l'Italia, e ora che è venuto a mancare sinceramente mi rattrista non poco la sua mancanza. Poi anche la sua tenacia in tanti ambienti politici, culturali, l'ha portato a essere un punto di riferimento che oggi viene a mancare, e penso che tante persone ne avranno appunto una mancanza di questo. Oggi purtroppo è venuto a mancare il presidente Berlusconi. Che cosa ha lasciato in questi anni impresso nella memoria? Ma nella memoria la capacità di creare, l'entusiasmo, la capacità di fare politica, la capacità di fare impresa, e questa capacità va trasmessa alle nuove generazioni. E non è soltanto il fatto che Berlusconi, a volte dice Berlusconi aveva i soldi, no, non è questione di avere soldi e di avere potere, è la capacità di creare, posti di lavoro, la capacità di saper fare proprio politica, sia nazionale che anche internazionale. È una persona veramente dal grande intelletto. Grazie. Purtroppo oggi è venuto a mancare il presidente Berlusconi. Una riflessione in merito al personaggio. Mi è dispiaciuto moltissimo la mancanza di Berlusconi, un grand'uomo, veramente un uomo che tante persone vorrebbero imitare, e nello stesso tempo veramente mi è dispiaciuto moltissimo, anche perché era un grandissimo uomo politico italiano. Grazie. Oggi è un giorno triste per molti italiani, poiché all'età di 86 anni ci ha lasciato il grande Silvio Berlusconi, uno dei più importanti imprenditori degli ultimi 50-60 anni d'Italia. È stato presidente del Consiglio, presidente del Milan. Diciamo che Silvio Berlusconi sarà ricordato ed è ricordato da tutti come una persona che ha lottato per l'Italia e per la patria. Silvio è importante ricordarlo ora e in futuro, per le generazioni future, e quindi è molto importante e doveroso scrivere capitoli nei libri di storia, poiché ritengo che sia stato uno delle più importanti figure italiane di sempre.